Non sta bene, quello è sicuro, non sta molto bene, molto provato, quindi, sì, non in questo momento è veramente molto molto in difficoltà, quindi non sta bene. A parlare uno degli avvocati difensori, l'altro è Federico Fogal, di Andrea Vescovo detto Vischio, il 38enne di Spinea arrestato mercoledì e ritenuto il presunto complice di Riccardo Salvagno per l'omicidio di Sergio Tarna. Nel primo interrogatorio davanti a giudice e PM il 38enne si è avvalso della facoltà di non rispondere e al momento i suoi legali hanno deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione. Vescovo, che vive a Spinea insieme alla mamma e al compagno di lei, viene descritto come una persona fragile provata dalla perdita del padre in età adolescenziale e qualche anno fa da quella del fratello. Da allora avrebbe iniziato a dover assumere farmaci, oltre a essere seguito dal centro di salute mentale. Se ha sbagliato pagherà, ha dichiarato il compagno della donna, secondo cui però non può essere stato vescovo a sparare. E questo è uno dei tanti punti da chiarire. Chi ha sparato quella sera al barman 25enne? Nell'interrogatorio Salvagno avrebbe detto agli inquirenti che quella notte fu il suo amico a tenere l'arma in mano, arma in dotazione alla polizia locale di Venezia assegnata a Salvagno che ancora non si trova. E poi c'è il video, attorno a cui si concentrerebbe il movente, un filmato che avrebbe potuto distruggere la carriera di Salvagno, registrato di nascosto da Tarna, ma il suo legale ribadisce altri concetti. Salvagno non ha mai parlato di transessuale, ha parlato di una prostituta in generale, quindi senza entrare neppure nello, come dire, nello specifico qualificatorio della persona con cui si stava relazionando. Non ho mai sentito, lo ribadisco, parlare di stupro, non ho mai sentito di un soggetto drogato. Lunedì farò accesso al fascicolo sperando che ci sia qualcosa in più rispetto a quello che ho già e magari mi farò un'idea anche parzialmente diversa. Intanto emergono ulteriori dettagli sul rapporto tra i due. La mattina del 4 gennaio, secondo i tabulati telefonici, Salvagno avrebbe scritto all'amico vescovo dalla Spagna, dove era fuggito salvo rientrare in Italia all'indomani, e scusandosi, dicendogli di essere preoccupato e di aver sbagliato tutto.